Il Comune di Agrigento ha organizzato questa iniziativa Io non ci casco per i nonni, per la sicurezza, in collaborazione con i nipoti digitali. Ecco, oggi la manifestazione conclusiva qui al Gallo di Agrigento. Sì, una grande manifestazione, qualcosa di veramente eccezionale, un progetto voluto fortemente dal mio assessore Marco Vullo, proprio contro le truffe rivolte agli anziani, e anche un modo di coinvolgere le nuove generazioni che daranno una mano d'aiuto agli anziani vicino a loro. Oggi è la giornata conclusiva con le varie premiazioni. Sindaco, ieri sera Agrigento è stata il fulcro di un evento importante con la fiamma olimpica, nonostante il maltempo, ecco, lei ha voluto fortemente che l'iniziativa si svolgesse. Un consuntivo di quella serata? Ma io dico soltanto un motivo, è solo positivo, perché nonostante il maltempo, nonostante le condizioni meteo avverse, tutto sommato si è potuto portare a termine, forse magari con un'ora e mezza di ritardo, però qualcosa di eccezionale per la nostra città, una delle città italiane che è stata proprio selezionata per questo evento proprio perché siamo capitale italiana della cultura. Ricordo che un agrigentino, Esseneto, fu vincitore di diverse Olimpiadi negli anni, pare intorno al 400 a.C. Un tour breve ma intenso. Siamo arrivati oggi alla giornata conclusiva qui all'Istituto Gallo. Un grazie particolare al dirigente scolastico, la dottoressa Pisano, che ci ha dato l'opportunità di condividere tutti insieme questo momento finale, un momento di gioia, sarà un momento di premiazione soprattutto per chi? Per i nipoti digitali. Sono stati loro i nostri protagonisti principali, che hanno guidato i nonnini grazie a degli elaborati grafici, a dei video e dei disegni, hanno guidato proprio i nonnini per cercare di evitare di cascare in queste truffe. Sarà un momento quindi di ringraziamento. Ci sarà la presenza delle forze dell'ordine, di Sua Eccellenza il Prefetto e di tutti coloro che sono stati gli attori di questo, come dire, percorso bello, intenso, ricco, gioioso. Ci saranno quindi le associazioni, Caffe 50 e più Confcommercio, la CNA, la GUIL, la CGL, che hanno contribuito con noi in questo percorso, e l'ASP, grazie al Centro delle Malattie Degenerative e Involutive guidato dalla dottoressa Gucciardino, il Provveditorato degli Studi ovviamente, che c'è stato a fianco e ci ha collaborato per questo trade union straordinario con gli istituti comprensivi della città, e quindi siamo alla fine di qualcosa che inizia, perché vorremmo continuare poi nel 2026 con questo progetto Io non ci casco, nipoti digitali, poi troveremo magari qualche altra formula, però il risultato è bello, concreto, ed è stata, come dire, un'esperienza che in un certo senso mi ha visto protagonista, ma nello stesso tempo devo dire che ha visto protagonista loro, i giovani, i ragazzi, che sono, ripeto e torno a dire, straordinari. Dottoressa Teresa Urso del Comune di Agrigento, lei ha creato, organizzato e seguito tutta la manifestazione, i vari appuntamenti di Io non ci casco. Oggi ci sarà la premiazione degli studenti coinvolti nel progetto qui al Gallo di Agrigento. Sì, oggi avremo modo di vivere un momento di confronto e diciamo, di riconoscimento rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi. E il progetto Io non ci casco per la prevenzione delle truffe agli anziani è partito già nel marzo del 2025 e dopo una prima fase per la parte amministrativa finalmente siamo partiti con le attività pratiche, quindi con gli incontri con gli anziani, ed è stato realizzato il contest Nipoti Digitali, quindi coinvolgendo gli istituti scolastici. Oggi sarà un momento importante proprio perché c'è la possibilità di poter vivere realmente quello che è stato fatto in questi mesi. È un progetto unico, un progetto a cui abbiamo creduto e crediamo e che vogliamo in tutti i modi che possa continuare, proprio perché è necessario lavorare su una prevenzione delle truffe agli anziani. Proprio l'altro giorno abbiamo sentito 2 notizie di truffe agli anziani nell'Agrigentino e bisogna lavorare in maniera capillare, bisogna lavorare in maniera sinergica e informare gli anziani che si può essere truffati, di non fidarsi degli estranei. Oggi è un giorno importante pure perché i ragazzi avranno modo di parlare dei loro lavori, dell'impegno che hanno messo, e noi avremo modo di ringraziare tutte le istituzioni scolastiche che ci hanno collaborato, ma di ringraziare anche diciamo, le forze dell'ordine, il questore, il prefetto, che sono state delle figure importanti perché loro ci hanno accompagnato in questo percorso, e le forze dell'ordine sono importanti perché loro vivono con mano quello che succede nel territorio e come spesso si può cadere nei raggiri.
Sì, oggi si conclude un progetto che è molto importante dal punto di vista sociale, dal punto di vista educativo, un plauso veramente al Comune di Agrigento per averlo promosso, per averlo portato con successo nelle scuole secondarie di primo grado, per svolgere un'azione che è veramente molto originale ma molto efficace secondo me, cioè rendere i ragazzi della scuola media, quindi i nipoti, i nativi digitali fra l'altro, capaci di educare tra virgolette i loro nonni a fronteggiare purtroppo il triste fenomeno dei furti, le azioni che vengono messe in atto per agire sulla loro diciamo, fragilità e causarne un grosso danno. Ecco che per la prima volta, e lì sta la valenza formativa, sono i ragazzi che hanno qualcosa da insegnare ai loro nonni e lo fanno utilizzando anche i mezzi digitali di cui sono veramente grandi fruitori. È molto bello questo perché ha un valore sociale, perché tutto quello che è prevenzione da situazioni difficili è sicuramente positivo, ma è anche molto bello far sì che ci siano azioni come queste capaci di ridurre il gap generazionale tra nonni e nipoti. Di solito sono i nonni che hanno molto da insegnare ai nipoti e lo fanno quotidianamente. Questa volta sono i nipoti che hanno qualcosa da dire ai nonni. Anche la Caritas a questa giornata conclusiva del progetto Io non ci casco, con un apporto importante che voi avete fatto. Sì, abbiamo voluto essere presenti all'interno di tutto il percorso di questo progetto perché riteniamo che gli anziani siano oggi tra le categorie più fragili che vanno tutelate. È un problema quello della digitalizzazione che per molti anziani è oggettivamente qualcosa di fortemente ostico e aumentano, registriamo un aumento significativo delle truffe che avvengono tramite i sistemi digitali ed è bello pensare che i giovani oggi possano restituire qualcosa agli anziani. In questa alleanza intergenerazionale adesso sono i più giovani che sono i nativi digitali, quelli che comunque vivono nel mondo digitale e nei social quotidianamente, a poter essere maestri, educatori, accompagnatori dei più anziani. L'iniziativa è molto importante, i ragazzi sono molto preparati, la partecipazione dei nonni è secondo me fondamentale, anche perché noi qui stiamo parlando delle truffe che avvengono anche ad Agrigento e purtroppo ce ne sono tante.